Belluno è periferica rispetto all'Italia, ma anche rispetto al Veneto. Qui siamo nelle sedi del Ministero degli Interni, siamo una carenza che si porta al 60%, quindi molto al di sotto, molto più importante che nelle altre sedi. Belluno sempre più periferica e di conseguenza più disagiata rispetto alle province del Veneto e dell'intero paese. La carenza degli organici amministrativi della prefettura, della questura e della polizia stradale a doppia cifra e supera il 60%. In prefettura su una dotazione di 70 lavoratori ve ne sono 28, in questura su 33 13 e alla stradale su 6 2. Troppo per i lavoratori che stamattina si sono riuniti in assemblea a Palazzo dei Rettori con i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e Confintesa. L'amministrazione centrale non ha mai voluto sopperire a questa carenza. Credo che il governo debba prendere atto che non si può mantenere un ufficio che è l'area governativa locale, così sguarnito di lavoratori. Mancano i lavoratori e quelli che ci sono hanno un'età media di 58 anni, i giovani, le nuove leve. La leggenda del posto fisso, almeno a Belluno, resta nel libro delle fiabe. Per anni, anche a causa di una politica incentrata totalmente a dare addosso agli statali fannulloni, c'è stato il blocco delle assunzioni, oltre che il rinnovo del contratto che non tiene minimamente conto delle difficoltà di lavorare in una provincia montana, almeno per i lavoratori comuni, perché ad esempio ai magistrati viene riconosciuto un super minimo corrisposto per coprire l'incarico in sede disagiata che si aggira attorno ai 1.000 euro e in Veneto ciò vale sia per Belluno che per Venezia. Dovesse persistere questa situazione, il problema, affermano le organizzazioni sindacali, potrebbe fare inceppare la macchina amministrativa a danno di tutti i cittadini. La prefettura si occupa, oltre che dell'elettorale che ci sta impegnando già per la seconda volta quest'anno, c'ha tutto il servizio che riguarda l'accoglienza degli extracomunitari, degli ucraini anche. Potremmo anche avere delle difficoltà a dare i servizi per quanto riguarda la cittadinanza, perché le pratiche si accumulano, il personale è sempre meno.